soddisfare e risolvere alcuni problemi di overtourism, dove abbiamo visto che il 73% dei flussi turistici spesso è concentrato sul 4% del territorio. Questa è la priorità. Dati che arrivano dalla regione che confermano il Veneto e il suo litorale punto di riferimento per i turisti, circa 73 milioni. Nella costa, in 5 comuni, si concentra una ricchezza economica e turistica che è pari al 30% di tutto il turismo veneto. L'80% di quei 73 milioni si concentra invece su 20 comuni del nostro Veneto, e quindi questo cosa deve far ragionare? Sicuramente sappiamo che sono motori trainanti, ma devono essere sempre di più a servizio anche dei comuni limitrofi per cercare quella sinergia e non solo aumentare il numero di queste presenze, perché è il nostro obiettivo, quindi la quantità su tutto il Veneto, ma farlo su tutto il Veneto aumentando la qualità. Un obiettivo che la regione si pone ma che trova numerosi ostacoli, sia in termini di viabilità che in termini di reclutamento di personale, nonché la necessità di ripensare l'urbanistica dei territori costieri per permettere agli operatori di risiedere. Sul tavolo ci sono già le soluzioni già proposte o già condivise con gli operatori, penso alla Via del Mare, penso al casello verso Bibbione, naturalmente la spiaggia di Caorle. Dobbiamo essere territori attrattivi e perché i giovani trovino lavoro nel turismo, nel commercio, nell'artigianato, dobbiamo dare delle risposte a delle esigenze primarie, quella abitativa e quella anche di servizi a 360 gradi, oltre che per la sanità, anche per l'aspetto della formazione. È un lavoro importante che dovrà anche riavvicinare e dialogare insieme i giovani di una generazione che parla una lingua un po' diversa, ma sono anche convinto che se riusciremo a coinvolgerli maggiormente nei nostri progetti potremo anche ritrovare quel sistema che in tutti questi anni ha decretato poi il successo nel nostro settore. A fare da sponda ai numeri le persone. È ormai chiaro a tutti gli operatori che lavorano nel settore turistico come il modo di vivere la vacanza sia cambiato. Si cercano esperienze, sostenibilità, tranquillità e una comunità cittadina pronta ad accogliere queste esigenze. La costa veneta è il primo distretto per il turismo e quindi sicuramente ha superato la costa romagnola. Credo quindi che noi dobbiamo da questo primato farne derivare sicuramente un territorio in cui si devono arrivare delle risorse e anche una grande responsabilità, perché sia le istituzioni che i nostri imprenditori stanno continuando a lavorare, a formarsi, a investire.